si arriva della giornata, rasarimo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, con disgiur se mostiri, ogni di si fa così, tut primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tut primiero gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, e non sta là lontan, sta ferti alla mamma. Buondì Fruz, ben arrivati! Daria mi ha regalato questi libri sull'aereo glaciale che ha scritto col suo gruppo di studi. È un libro multimediale, o sintarin, la voce di Daria, e ovvio darin ciò che succedeva in tante ultime grandi glaciate, 11.000 anni fa. Sarà quasi come tornare in da urta al tempo. Il territorio dal Friul, all'ere cuvier di une coltre di glace. Le ultime ere glaciali, il front dal glaciar dal Tiliment, arrivava fin là che come alle Udin, più in giù a ieri in praze, steppis e tacche che oclamin la basse a ieri in boschi di roi e di pec. Spettacoloso questi libri, bisogna che io faccia i complimenti a Daria appena che le viot. O hai l'impressione che sei di chi dentro? Questo rumore? C'è Isa? Oh, c'è maravè! Un gruppo di mammut è appena venuto a bevi. Sono boccons. Sono agli elefanti, ma hanno il pelo lungo e fisso. Lis loro relis sono nevore picciolis, rispetto al cuore. Proprio così, chi al dis che la loro pelliccia fisse e un biel strat di gras gli aiutavano a vivere al freddo. Anche i rinoceronti pelosi, gli orsi e i bisons erano così. Mi pare di sentire qualchidun al chiamine. Sono persone dal Paleolitico che avevano a ciri di mangiare. Oh, svelte Daria, prima che le din vie! Scusate, Fruz, per un momento mi sono fatta chiappare e pensavi che Daria fosse dentro al libri. Sono tutti un evore indaffarati, sono vistus di piels di bestis e a cirin perdut alc di mangiare. Tal Paleolitico, ieri in chiacciadors era quei dors. Parvivi si spostavano da urdes bestis e a mangiavano ciò che offriva la natura, come pomis, fongs, lidris e qualche uf. Avevano un stile di vita un evore attivo, anzi sfadioso, cui sa là che vivevano, magari lo spiega più indenante. Vie per glacial, la inte chiatave sottet tes grotis. Queste è grandone e sulle pareti son pitturadis senis di chiacce. Ogni dun al faseva i suoi lavori, cui cal sbeccolava gli spieris e cui cal quinciava gli spiels des bestis chiacciadis. Non stracciavin proprio nue, a mangiavin la chiar, cu gli spiels a fasevin vestits, chialciaduris e tendis per ripararsi, e cui ues a fasevin impresci come gusielis o rassins. C'è spettacolo questi libri, imparare è tanto più facile e divertente in queste maniere. Fasin un gioco. Mandi Fruz, benvenuti te Ete Glacial. Fasin un gioco per vi dice che si visais dal viaggio di Daria. Prime domande. Il front dal glaciar dal Tiliment, te ultime Ete Glacial, arrivava là che comò alle A. Paular, B.
Udin. C. Maran. Esatto, Udin. Ben fatte. Per inglese lo chiami bear. Ma che bestie ise per Furlan? A. Il mammut. B. Il bisonte. C. L'orso. Proprio lui, l'orso. Per inglese il mammut è mammoth e il bisonte bison. Facin conto che una persona d'era glaciale us invidia mangiare. Ci può dare sia frius? A. Patatis fritis. B. Us di dinosauro. C. Fonks. Us hai fatto un scherciut, mi perdonai so? Noi è us di dinosauro. Noi eren già plui. Per in d'ere glaciale, agli era più facile che passò i fonks. Ma Manfruz. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Sino duci dodis. All'era una volta un siorut che si chiamava Virginio. In chiarnia lo conosceva in duci, per via che all'era pure in candele. Non aveva né una chiesa, né una famiglia, né un lavoro. E tocciava i cori a tor di paese in paese a cirì un tocco di pan e un ripar pegnot, magari in cambio di qualche lavorut. Una sera, sul principio de vierte, al capità des bandis dal bosco di Pierabec, ma nessuno voleva dare ricette. Noi noi ce mangià, i diseri in tune chiase. Raus, che hanno le puis per pecciotars come te, i diseri di un'altra bande. E così, puor Virginio, plen di fan e di fred, al chiatari parte al bosco, so di un arbol, ma temari de gnot, al glusvea. Si sentiva innanzi tan lontan un trop di lor che con voce basse soturne a disemin. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Prima che l'uvo al massim, Virginio si platà da ur di un'ecise e al viodè dodis o menons con su une tonie blanche e une cappe a ponte che platava la muse. A ierin i dodis sassins dal canal di Guard che attornavi di chissà quale robarie. Passats che a forin Virginio s'indormidì. E anche la di dopo, non savindula là, al tornà a dormì so di quel stesso arbol. Anche che sviac alla stesse ore al tacà sentì. Sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. Si platà in moda ur decise, ma quando al passà l'ultim sassin, lo stramurtì con tunera clade. Iglia vai vestits e la cappe, sai mette su, e di buride al tornà a mettersi in file con che gli altris, murmugliando anche lui, sino duci dodis, sino duci dodis, sino duci dodis. I sassins a camminare in a mani e a furpa al bosco, finché arrivare in davanti une pissande, che da urvie e platava un passaggio segreto che almenave fin a una grande chiase. E ieri la cove dai 12 sassins dal canal di Guard. Dopo gli entrati in chiase, che ieri plene di bes e diamants e giois da pardut, che il più grande e gruesso al disè. Anche per usgnotto vin robato e assassinat. Poi hai là i sac sculaur e mettensi a dormire.
che anche domani avremo un biel ce fa. Virginio al procurà di mettersi un chianton e si diava alla cappe dome quant avevi di studadis tutti gli stiandelis per non farsi cognossi. Quando che duccia dormivi in par ben, al chiapassù un sac grandonon, al butta dentro i ducce che al podè e a stiampà vie. Che gnot, Virginio al diventà il più sior de chiarnie e va di tutto il Friul. Ma al veve di stiampà lontan, perché nessuno si domandasse, massimi assassins, ciumut che al veve fatto così tan beis dutti in un colp. Al decidei in allore di la state basse furlane. Al tacà a farsi clamà a Zef, al comprà un gran talbierc e si maridà con tune bielle femmenute di non corine. Per qualche an al vivebe non, finché un'idì i assassins a venirin a savè che Iuppe basse al viveve un culacenti arniel e plen di beis, e che la femmine, quando che si rabbiave con lui, gli diseve «Torna in monta fa il pecciottar». Insomma, a ieri insicurs, cagliere lui quel che urveve portat via tut. E così organizzare un'espedizione per Chiastialu. Si platarin dentro di une botte grandonone e le facerin consegnate cantine dall'albierc. «Usai portat che ste botte di vin neri?» disse all'omenut che almenava il chiar al famei dall'albierc. «Ma no, non lo vin ordinate», disse il famei. «Alle già tut paiata al giuntà pront l'omenut». E così la botte e fu portata in cantine. A un certo punto, Teo starie dall'albierc al finì il vin. E così corine e correiu in cantine a Chiolilu. Ma rivade iù e tacà sentì che dentro le grandi botte qualchidun al murmugliave. «Sino tutti dotis, sino tutti dotis, sino tutti dotis». Plene di pore e tornà su a avvisare il som. E allora lui disse: «Corine, muoviti, va lì dal spoler e metta a bulì il vueli te pignate più grande che tu has». Quando che il vueli al diventà bulint, lo portare in iute cantine e con tune plere lo buttare in dentri de botte. I sassin s'attaccarin a caina e a muovisi così a fuart che la botte si rompe in 1000 tocs. E così a stiampare in vie, corrente tanche spirtaz, di che volte nessun al savè più nuie di loro. E duc i veri una grata Virginio parve deliberati il Friul di che il trop di sassins. Daria, arrivi dall'amp. C'è mut vighi? Vuelis tu sapere se per i frutti dette glaciale esisteva già la scuola? Ben, non era la scuola, ma avevi di imparare stessi c'è tanti robis. Aiutavano gli adulti per capire c'è mut lavorare gli spiels e costruire duc impresci che accoventavano e bisognava conoscere bene il territorio. Sì, avevi di imparare anche dove caierin aghe e pomis, quali plantis e foncs che si potevi mangiare e qualche aierin velenosi, dove chiatà sottet e tanti altri robis. C'è mut, la scuola di voi ti somè più facile. Al podere essi, c'è pensai se voi altri frutti? Maman. Mandi fruits! Ben arrivati! Buondì, indovinai ciò che fasin voi? Voi, o sin vignudis, a Pontebe col tren. Sapevi che si può importare le biciclettis? No, li sdoprarin sulla ciclovia Alpe Adria per là a Chiamparos,
lì che ho passato in qualche giornata te chiasute per vacanze dai nostri amis Anna e David. Daria, perché si chiama Ciclovie Alpe Adria? Si chiama così perché è una strada un'evore speciale dove per bicicletis e unis Solisburg, che è in Austria sulle Alps, con Grau sul Mar Adriatico. Pensate, sono ben 415 chilometri, con 20 tappi ufficiali e in Friuli o anche Tarvis, Udin e Venzon. L'ovue o fasarin dome il toc fra Pontebe e Chiamparos, che è una frazione di Tarvis, ma per farle tutte si sta vot dis, no mo. Vero, Desire, è ad essi un'esperienza per da buon, straordinaria. Sì, una volta può darsi anche farle insieme. A proposito, tu la is al Vighi? Ah, Vigli. Vigli ha avuto miglior continuare il viaggio con i nostri amis, Anna e Davide, con loro ghiata Rudy. Si vuole un ben di vita. Noi invece vogliamo esplorare un po' il territorio. Noi è miglior di una ghita in bicicletta. Vero, mi piace un grum là in bicicletta. Si rispetta l'ambiente e tu puoi conoscere c'è tante persone. E poi la bicicletta è cidine, così può dinchiala ben tantis besteutis, senza disturbalis, in mont alle plendis ghirats, damis, eurs. A proposito di besteutis, Anna mi dà contare una propria di biele. Giabnize, il non sloven di Chiamparos, all'uldi il pues dai dai croz. Ma a me non mi pare diventi in viodut qualche don. Ma tu la puoi di noi essi las? Non so vares, sala ancora in Austria. Magari proprio saltucciant sulla ciclovia Alpe Adria. Vero? Mi pare di viodio. O se no, può darsi essi las in Slovenia. Dal resto, o si indongia dal tripli confin. È vero. Magari ho indagarin, ma come lì in denan perché i nostri amis non spieti. C'è fatturis. E c'è corsa, Desiree. Vero, Daria. O so un tic stracche. C'è dis tu di fa di mirinde? Oh, bella idea. Chiale, Desiree. Il chiavalar. Ti visi tu di quanto si stadi insieme a fare una chiaminata fin lassù? C'è molto puedio di smenteam al Desiree. Tu hai anche scugnuto aiutarmi, prestandomi gli sto sbacchetuti spesse escursioni. Beh, però è stata anche una bella avventura. Bielone, con di più ho saputo che ogni anno sulla Piche organizzi la festa di amicizie. Si mangiano specialità tipiche d'Italia, Austria e Slovenia. Si chiamte e si vale. Io, c'è biel. C'è pensi tu se o mandina anche noi un messaggio di amicizia e lo mandin sul nostro canale? Fasin un gioco. Buondì Fruz, la ghita di Daria e Desiree mi ha fatto venire voglia di pedalà. Vi ho detto che hai di portare con me. Sigur mi coventarà un par di scarpi scomodis. Oves 5 secondi di tempo per chiatalis. Pronti? Via! Ben fatte! Di stat,
Non si può slavie cence aghe di bevi, ma du la ise la me buracchie, viodì se arrivai a chiatale in 5 secondi. Chiatade? Bravons! Di stat a puede incoventà anche gli occhiai di sorelli. Mi aiutai a cirigliu per plasè? Ma c'è forza che o ses. Un'ultime robe. Nocchiati plui il campanel de me biciclette. Vo altri sluvio deso? Ove schiattata anche quel. Bravo nons. Maman, ai prossime. Me cusine e je bette, a je nissun je pette, je e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltale io soi pronte, coi sauece che non sconte. C'è sorprese! Un new video dal canale di Daria e Desiree. Mandi amis! O sinca, donghe dal chiavalar e usmandin un saluto. O sin rivadis finca, correndo sulla ciclovia che unis l'Italia con l'Austria e che nus mene a cognossi i nostri vicini di chiase in maniere sane e ecologiche. O varesti in gust di invidaus sul Chiavalar, la seconda domenica di settembre, per una giornata piena di allegria e di condivisione con int di tutti i paesi del triplo confine. Al Sarabiel scambiarsi idee, esperienze e anche qualche golosec. O se si benvenuti! Oh sì, come malsegni. Non puoi perdermi una festa tan bella e importante come questa. O potresti là in bicicletta, mi pare che lo fate in tanto. O chiatarai c'è tante persone di Austria o di Slovenia. Peccato non conosci anche bene le loro lingue. Però bisognerà arrangiarsi con un tic di inglese. Facciamo un ripasso. Allora vi dico, la bicicletta ha due ruedis, o ben wheels. Poi dopo ha la siele, o ben seat. E poi dopo ha anche un manovri, o ben handlebar. Ben, finché io sing, ma non basta. Anin in denant. C'è pedai, o ben pedals, non tu puoi là in denant, e neanche c'è la chiadene, o ben chain. Oh, se tu sbusi su una ruede, tu hai bisogno di un patch per furlan black. E se tu vai a torcul scur, tu hai bisogno di un feral, o ben the bicycle light. E come? O sei pronto per fare un bel viaggio internazionale con la bicicletta? Mi raccomandi, visarsi dal helmet, o ben di un buon cascotto. Mandi. Poi o l'invie, lì di Martina in fattoria. Met une barette. E chiol one borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a tutti de bande di Martina e benvenuti a Sacche Buracche.
Voatris o sapeis che io ho una grande passione per la mitologia furlane, ma la passione più grande è che di là scuviargi gli olmis di questi creaturis. E voi o soite a chis bosc parlaciri gli olmis dai maciaros. E che l'hai chi? Un'altre? Ma che siete veramente di un maciarotto? E voatris sapeis o cui che son? Beh, io ho una amica che sa tutto, ma proprio te tutto. E allora come hai proprio te voi di sapere di lui al sui maciaros. E quell'ese? Sì, è lui. Gioan, il savi da Richian. Dai, clammino insieme. Gioan! Gioan! Mandi Frus! Se sesca, di sicuro uscovente la messa piace. Voi uscontarai dal maciarò e io mi visi dut, ma proprio dut, dome che mi covente il libri dal sapere. Ma non mi importa. Maciarot, il maciarot è un vecchio talte sec, dut vistuta ros. E ha une baretute, rosse anche che. Al salte su e giù i crez come une chiavre e al cor svelt come un eur. Sorriduta le dispettos come une mostie. Aliente talistiasis e al bute parai ardut. Ducce calciate, o veloce, buttino via. E te stalis al pelis codides vacies e all'istrucci partiere tutte le selles dal lato. Ma all'ecusi svel che nessun arriva a fermarlo. E sale scritta al libri, alle di sicuro just, parce che libri lo hai scritto io! Gioan, tu sas proprio te tutto. E dopo conduco che i libri lì di lei. Però fruscumò hai voglia di ascoltare une musiche. E di cui? Beh, ma ovviamente di Nicole. E quindi clamille insieme per ascoltare une canzoni sui maciaros. Nicole! Nicole! Mandi Frus! Ma lampa al bosco, veso mai sentut un civilot fuart? Lo spieghi io perché? Oh menut, vistut di ros, maciarot, su pai crez, come une chiavre, maciarot, al cor svel, come un gneu, dispettoso, come une moschie, al cor svel, come un gneu, dispettoso, come un maciarot. Vistut di ros, maciarot, su pai crez, come une chiavre, maciarot, a cor svel, come un gneu, dispettoso, come une moschie, al cor svel, come un gneu, dispettoso. Maciarot, come un maciarot, come un maciarot, come un maciarot. Mamma Frus! Bravissime Nicole, tu varás balà duce i maciaros dal bosco. Beh, Frus, io però hai di là in denant, hai di là ciri, altri olmis dai maciaros. E anche per voi, sa che buracche è finite. Ci vediamo alle prossime, une bussadone di Martina. Mandi!
Mandi amis, o sin rivadis. Desiree arriva subite e da ora metti a pues la bicicletta. Mandi vigli! Anche tu mi sei smanchiato. Ti sei stu divertita a giocare con Rudy al giardino di Anna e David? Mi fa splasere. Io e Desiree invece ho saputo e veduto troppo che è importante la libertà di muoversi di qua e di là dai confini per conoscere persone e scambiare idee. Poi dopo Bette non ha mostrato troppo che sapere le lingue non si insiore la vita. C'è? Faresti sto gusto di conoscere amici ghiacci di Austria o di Slovenia? Via le idee. Così tu ti fai nuove amicizie, nuovi amici. E dal resto tu sei avvantaggiato perché il tuo là è un linguaggio universale. Prossime volte ti porterai con noi. Sì, lo sai che è ore di cene. Come ti do gli scrocchetuti col salmone? Mamma. Ma c'è da ora fa, Daria, e ha un par di ali in tor. Forse è a voi di diventare un pavè. A me mi piacerebbe tanto non svolà, dome par lunedì. Mi insumi di spes di gnot di essi une biele paveute, talaiar, elegante e ligiadre, cui siei biei colors. Ma non si può fare. Gli spaveis a son paveis e io o so dome une fantacine. Ho sin sempre tal mondo di mamman, però. Per fare une robe, al baste schioccà qui dez. Come che non si insegna Daria. Così. Mandi fruits! Mandi amis! Uè, mi sento un tic matucele. O varès che di svolà tanche une pavè. Ma non sai c'è mod fa. Conosceso forse une formule magiche? Oh, Frus! Che l'hai? Lo sapevi che varesse arrivata a svolare? Oh, c'è da respar poter vivere una giornata come loro. Ven con me, Daria. Oh, sicuro! Sas tu cui che soi, Daria? Ben, ma tu sei un pavè. Esat. O soi Dorothée la pavè. O soi un insetto, come tanti altri che tu conoscis. Ma no paveis o sin un tic più particolare. Oh, ma perché? Il 99% des paveis è erbivar, dunque o mangin fueis e nettar. Ma le un 1% che è carnivar e al mangie picciu insetti. E troppo seso? O sin più di 165.000 specie dal mondo.
ma non sin tutti compagni ve. Qualchidune di no e io ne pavè di di, e qualchidune altre e io ne pavè di gnot. Conosci tu la differenza? Ben, lis paveis di a fasen lis lor robis quanche il sorelli alle adalt, e che es di gnot a venin fur, di gnot, come ignotui. Ascolte, ma li salis des paveis sono tutti scoloradis come listos. I Daria, ande di tutti i colors e di tutti lis misuris. Ma sas tu che listos dos salis son par da bombielononis? No son dos. C'è mut? Li salis che ho vin a son quattri, dos anteriors e dos posteriors. E alle mediande salis, che tantis di no a son diventadis espertis dal platasi. A son buinis di chiapassur stes color dall'ambiente che ur sta a tor. Bullis? Vus tu viodi lis nestris picciulis? Sigur! Ch'est a lei il cicli intir de vite di un pavè. Ale fa di quattro fasis: l'uv, la rue, la crisalide e la pavè. Dall'uv even fur la rue. Quando diventa grande, la rue si le clame pupe. E ye che fa su la crisalide o ben la galette. E ve che in dis si complete la metamorfosi o ben la trasformazione in tune pavè. Vele! C'è maravè, pavè Dorotè! Grazie per venire portata in questo viaggio così immagante. Hai proprio imparato tutto ciò che avevi imparare sugli spaveis. Come in Daria, e è ora di tornare a casa. Fruz, venite con noi e facciamo un gioco insieme. Facciamo un gioco. Se sono stati attenti di lunghe puntate, vi ho detto se si visais. C'è muzzi le clami e la ruie quanche è grande. A. Ruione. B. Puppe. C. Crisalide. La risposta è giusta e era la lettera B. La ruie quanche è grande si le clame puppe. E come c'è ise une crisalide? A. Une chiase. B. Une stale. C. Une galette. La risposta è giusta e era la lettera C. La crisalide e la galette dula che la ruie e completa la metamorfosi per diventare pavè. Troppi sali sai la pavè? A. 6. B. 4. C. 2. Attenzione, la pavè non ha 2 salis ma 4, 2 davanti e 2 da ur. E ultime domande, c'è mangiano gli spaveis? A. Fueis. B. Nettar. C. Insets. Ah, se hai fatte? Che chi? E erano domande tra buchet. Ah, son justis, tutti tre. Dammi chi la tua manute, che ti conti une storiute di un mondo plen di magie
di amici e fantasie. Il Ragn. Conte chiavade di Il tesaur de letterature pai Fruz. Edizione Art Graficis Furlanis e Clape Cultural di Aquilene. O Ragn, che tal prat, fra sterbs e rosuttis, tu tiris la tele. Cui ti hai all'insegnat a fatti une chiase lizzere tan biele? Il cil duzzeren al iu del gnoingen, un boccul di rose, mie ami, che s'intint. O ponti la tele, e o hai plene lagose di bave di arint. O voi fin partiere, e un altri ramac mi parte più in su. E gli è già primevere, un po' di burlac mi sburte a chiatà une altre rosute. O tiri il mio fil, spesseia in groppà, attiessi la tele, par fa la chiasute lizzere tan biele. Lizzere di arint, che al clar de mattine, movude dal vint, ha forme di stele e par licidine un vel di reghine. Figli, c'è spettacolo, vuoi? O so arrivate ad ora a viodi gli spaveis di donne e a svolà come loro. Al sares di ridis anche altri sghias, o arrivassi a svolà con quattro alis. E sas tu che pavè per inglese si dice butterfly? Sì, e sas tu perché? Ma l'ha spiegato bene, perché in inglese la pavè più comune, e ieri è anche voi, che dal color de sponde, butter per inglese. E così le chiamavano butter, colored, fly, e di lì butterfly. C'è immaganti che sono le slenghis. C'è? E se desirè la pavè che gli è passata com'ò? Ma c'è immaginazione che ho vesa! Però, come che mi pensi, forse te le miglior che le clami per sapere che fas. Mamma? Buondì Fruz, se so già arrivati. Tia Light, Daria mi ha regalato une cracciule e fa un rumore proprio divertente e mi fa pensare al cracciolà dai croz. Qui sa cui che le ha inventate? Le ha inventate Archita di Taranto dal 400 prima di Cristo per far gioiare i Fruz e per insegnare la musica. Oh, mi par di viodio una biele orchestrute di frutti de Grecie antiche, con cetris, flauts e cracciulis partigni il timp. In Friuli le conoscenze soprattutto per via che il Vinar Sant si le dopre tal poi de schiampanis. I frutti sono in gli cracciulis via pal paese per avvisare che è arrivato misdì. Voi altri se so mai stati a cracciolà? No? Forse i vostri fradis e surs o forse i vostri genitori. Provate a domandare. Deso presente schiaracciule e maracciule e è una chiancione furlane une vore antiche. A Palacciul le chiantavano per invocare la ploe e adopravano gli scracciulis per reclamare i tons. O vorresti di provare di se funziona? È un video di Daria?
Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la cracule, la picciule, sinicciule, di polvara sitacule, o schiaracciule, maracciule, cularucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantatle è un trapulo. Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la cracule, la picciule, sinicciule, di polvara sitacule, o schiaracciule, maracciule, cularucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantatle è un trapulo. Vi ho detto c'è Robis, Daria non aveva neanche finito di piantare che si è mettuta a plovi, a momenti vi mangiavi tutte. O disere che la chiancion e funzione ben non. Nessuna maravè che la cracciule vede immagata anche importanti autori di musiche per orchestre. Per esempio Tchaikovsky, che ha adoperato questo imprestut per rappresentare il cricat des coculis dal suo ballet Il cricket coculis. Interessante, no mo? C'è che mi fa sentire benon la musica e anche la ploe, che da di bevi ai smes plantutis. Fasin un giuc. Buondì, Fruz, o si se plasù della cracciule? Provin a viodi c'è che si visais. Prime domande. Il rumor de cracciule al somè a A. Il baulà dai chians. B. Il sgnaolà dai ghiaz. C. Il cracciolà dai croz. Bravs! La risposta è giusta e gliela C. Lo dice anche il non. La seconda domanda è ye. Perché chiantavino schiaracciule maracciule a palacciul? A. Per paravieli spantianis. B. Per fa vigni la ploe. C. Per fa cresci ben la blave. Indovinate anche che la risposta giusta è proprio la B. Ultime domande. Cui hai inventato la cracciule? A. Un greco antico. B. Un furlan. O C. Un roman antico. Ben, queste erano domande tra buchet. La cracciule è un'evore famosa in Friul, ma non le hanno inventate chi. La risposta giusta era la A, un greco antico. Mamma Fruz. Me cusine e bette, nessun pette, e ul cognossi dut, e cirgnovis da pardut. Per ascoltare io sono pronte, cosa uece che non sconte. Mandi Fruz. Lo sapevi so? La cracciule in Friuli è un'evore famose, ma le doprin anche di altri sbandis. In qualche paese lì che sono stata a fare i miei viaggi, ho veduto dei piccoli, grandi, in fiestis o per segnalare qualche pericolo o come porte fortune. Per esempio, dai paesi dell'America Latina o anche in Spagna,
le doprin come chi di no, te settimane sante. Da une liende, la sera de io bessante, gli schiampani savan a Roma a chiappare la benedizione dal pape. E così gli scracciulis acchiappin il lor puest finché lor non torni. E in Ucraina adoprin un modello che si chiama Rabac e anche loro lo adoprin in te settimane sante. Ma la dite è una mia che si chiama Larissa. In inglese invece non la nue a ce fa con la Pasche. In inglese le doprin parti fa quando vanno a vedere gli partiti di rugby o di ballon. Oppure una volta pensai che le dopravin i vigli o i pompiers in caso di pericolo. Oh, che lei! Sa la cor queste è la più particolare. E ven de Thailandia si le clame Mau Mautan. Si le sune doprant il bastonut che ten in bocca, così. Noise straordinarie. Adisi che porta fortuna, dunque io us auguri una bella giornata fortunata. Mamma. Pue o l'invie, lì di Martina in fattoria. Met une barette. E chiol une borsette. Come frus e tacche. Tante musiche con sacche e buracche. Mandi frus, mandi a tutti de bande di Martina. I benvenuti a Sacche Buracche. Voi, ai voi, ti fa scognossi il memo sud Anacleto. Simpatiche, I mus sono una mia grande passione, ma la mia più grande passione sono gli sfilaidis. E voi, ai voi, di contare sune, catacche così, schiaracciole, maracciole. Ma vi dice che la mia amica Nicole, con la sua chitarra, acchianta queste filaine. Nicole! Nicole! Mandi frus, come os fa ascoltare una filaine che ven chiantate di tanto tempo. E io la fa scusare. Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la tracule, la picciule, sinicciule e di polvara si tacule. Schiaracciule, maracciule, la rucule, la cocule, le fantate e une trapule, il fantato un trapulo. Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la tracule, la picciule, sinicciule e di polvara si tacule. Schiaracciule, maracciule, la rucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapulo.
Mandi frus. Brave Nicole, proprio brave. Ma vi odin come c'è qualcun bene il nostro DJ Tubet col suo rap. DJ Tubet! DJ Tubet! Ah, mularie. O se non fa un viaggio a Torpa al Boss, Patrick queste cantose, sei sicuro che le conoscete già. È tradizionale, facesse anche a scuole, per cui è fas. Schia, racciulema, racciulella, lusignella, traculella, picciulessi, nicciuletti, polvasi, tacule, schia, racciulemma, racciulella, ruculella, cocule, la fantata iene trapule, il fantato un trappolon, la fantata iene trapule, il fantato un trappolon, schia, racciulemma, racciulella, ruculella, cocule, la fantata iene trapule, il fantato un trappolon, la fantata iene trapule, il fantato un trappolon, schia, racciulemma, racciulella, lusignella, traculella, picciulessi, nicciuletti, polvarsi, tacule. C'è bravo DJ Tubet, sa semplice mu contale. Parue, sa che buracche, è finite. Si vede la prossima volta, une bussade. Mandi. Vighi, ven cá, Biel. Daria nu spieta è fermata dal bus parla al concert de bande dal país. O speri che adopred in la cracciule. A ti è piaciude? Vere, e io un tic massa forte per sorelli spinis dai ghiaz. Ho vinto tant fevelate scracciulis in Friul e a Torpa al Mont. Cumoti mostri c'è mut che funzionin? Sintis tu? La ruede plene di dinch che gratte la lamine di legno e così al ven fuori il sun. Esatto, più è grande la cracciule e più il sun alle basse. Qual è la tua preferita? Ah, che thailandese che nos ha mostrato, bete. C'è furbon. Tu hai voglia di essere proprio fortunato. Mamma. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiasutte, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiendo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan, sta ferti alla mamma, tut pluiviendo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan.